Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 25esima puntata di stagione di calcio di rigore. Finalmente si è tornati a giocare dopo il maltempo, stasera puntata ricchissima di servizi video. Apriremo anche una piccola finestra dedicata alla promozione marchigiana con la nostra Veronica Lisotti che ha già preparato il servizio inerente al Gabic Gradara Calcio. Prima di iniziare un saluto a tutti i nostri collaboratori, in particolar modo a Valentina Violini che non è presente qui questa sera tra noi ma la ritroveremo lunedì prossimo. Vado a presentare subito gli ospiti di questa serata. Ritroviamo sempre con piacere l'opinionista fisso Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. E lui è il primo ospite di questa serata, la prima volta credo nei nostri studi. Andiamo a salutare il dirigente del Classe Calcio, Matteo Guardigli. Buonasera. Buonasera Matteo, anche per lui è la prima volta il DS della Polisportiva Reno Sant'Alberto, Cristian Bonarigo. Grazie, buonasera. Invece lui è un amico, lo ritroviamo con piacere a distanza di un anno, l'allenatore del Verrucchio, Giovanni Costa. Buonasera, grazie. Buonasera mister, iniziamo da lei. Ieri partita bella da parte del Verrucchio, vittoria importantissima perché è avvenuta contro la capolista, quindi stasera doppia soddisfazione nascosta nel suo sorriso, lo vedo già. Sì, dai, è stata una partita, noi ci tenevamo parecchio, l'abbiamo preparata bene, abbiamo recuperato un po' qualche giocatore importante, l'abbiamo affrontata col piglio giusto e alla fine l'abbiamo portata a casa. Un peccato mister se vogliamo trovare una picca non aver potuto giocarla però proprio a Verrucchio, magari ci sarebbe stata più gente. Sì, non so se è un peccato perché il campo del Verrucchio è un ottimo campo, però giocare lì su un campo pesante, dopo 10 minuti, un quarto d'ora... Avrebbe condizionato Sì, parecchio. avrebbe condizionato sicuramente l'andamento del gioco, dello spettacolo, di quello che puoi vedere in una partita di calcio che ti diverte. Sì, lo ricordiamo ai nostri spettatori, si è giocata sul campo neutro di Savignano all'antistadio, quindi campo in erba sintetica, un campo tra l'altro ben curato e davvero complimenti. Cristian, arriviamo a te. Allora, qui tocchiamo subito un argomento delicato, rappresenti la Polisportiva Reno come DS, sappiamo qualche settimana fa, lo stesso noi abbiamo dedicato nella nostra puntata la copertina a un amico scomparso, un calciatore a voi caro, l'umore in questo momento dello spogliatoio, e so che anche ieri avete vinto una partita importantissima, il primo pensiero ovviamente è stato la dedica a lui. Sì, Simone Rispoli è ancora presente tra noi. Abbiamo avuto un momento di difficoltà, nessuno poteva immaginare come il gruppo e la società potesse reagire a questa disgrazia, ma devo dire che ci ha unito ancora di più. Simone è ancora presente negli spogliatoi, Simone è ancora presente in campo con noi, Simone è presente nei cori che si fanno a fine partita e ieri è stato di nuovo, era ancora in campo con noi. E a Gatteo abbiamo vinto una bellissima partita e Simone era presente, era con noi. Questo mi fa molto, molto piacere, davvero faccio complimenti a voi come società, so che siete stati vicinissimi alla famiglia, lo stesso i giocatori, molto amici con Simone e proprio anche il gesto di ieri lo testimonia, quindi doppiamente complimenti e salutiamo un amico purtroppo scomparso. Matteo, arriviamo da te. Classe che continua a vincere, secondo posto in classifica, 2 punti dalla capolista. La domanda l'ho fatta anche agli amici della Savignanese, ma voi questo campionato lo volete vincere sì o no? Sicuramente ci vogliamo provare, noi ogni domenica cerchiamo ovviamente di fare il massimo, è chiaro che non siamo partiti per vincere questo campionato, è altrettanto chiaro che se alla fine lo vinciamo siamo molto molto felici. Noi in questo momento stiamo bene, i ragazzi sono sempre allenati alla grande durante tutto l'anno e la domenica i risultati si vedono, insomma anche ieri abbiamo fatto secondo me una grande partita contro una squadra forte con tanti giocatori di livello per la categoria e quindi noi insomma senza porci limiti, senza neanche porci grosse problematiche, grossi patemi, siamo lì e vogliamo starci il più possibile.
Ebbene, Giacomo, allora, ricordiamo insieme anche ai nostri spettatori a casa il numero per interagire con noi durante la diretta, valido sia per la messaggistica tradizionale sia per WhatsApp, lo vedete già in sovraimpressioni, 333 60 94 299, e poi vi ricordo anche che potete messaggiare tramite la pagina Facebook ufficiale Calcio di Rigore Rimini, vi risponderà il nostro Matteo Zampini. Un altro saluto particolare lo dedichiamo al nostro amico Renzo Sartini, ha avuto un piccolo intervento, speriamo di poterlo avere il prima possibile qui da noi nei nostri studi televisivi. Allora Giacomo, andiamo a vedere adesso anche con l'ausilio del nostro Stefano Papini risultati e classifiche per quanto riguarda il torneo d'eccellenza, torneo che riguarda vicino il nostro Matteo. Questi risultati: Real San Lazzaro Alfonsine 0-8, Classe Progresso 1-0, Diegaro Castrocaro 1-2, Fioriccione Argentana 1-0, Marignanese San Pimola 2-2, Massa Lombarda Faenza 0-2, Russi San Pietro in Vincoli, vedremo tra poco il servizio, 1-0, Corticella Granamica 2-2, Cervia Savignanese, risultato importantissimo per il Cervia, 1-1. Allora iniziamo a guardare anche la classifica, Stefano, con la tua collaborazione, così andiamo a vedere quello che è successo. Savignanese 50 punti, secondo posto in classe a 48, Castrocaro 45, Granamica e Alfonsine 44, Fioriccione 40, settimo posto per il Corticella quota 37, Diegaro 36, Argentana 35, Marignanese 34, Massa Lombarda 32, Faenza 31, Russi 29, Progresso e Cervia 27, San Pimola 26, San Pietro in Vincoli 20, Real San Lazzaro 1 punto. Allora, sicuramente il risultato di giornata è quello del Cervia contro la Savignanese. Sì, sicuramente, te hai detto importante per il Cervia, sì, per la salvezza, ma io dico anche importantissimo per la lotta al vertice. Il Classe ringrazia perché sarebbe stato rimasto a 4 punti di distanza, invece ne ha dimezzati e solo a 2, quindi c'è ancora aperta, molto aperta questa corsa al primato. Senti, solo Savignanese Classe oppure vogliamo inserire anche il Castrocaro, che tanto sorpresa più non è? A mio avviso il Castrocaro non è più una sorpresa. Quello che è piaciuto ieri è stato come ha gestito la partita contro un Diegaro che lo vedo molto in difficoltà, è riuscito veramente a gestire la partita in maniera completa senza avere grossi patemi, anche se alla fine c'è stato questo rigore sbagliato da Nicolini del Diegaro che poteva impattare la partita, però penso che la vittoria sia più che meritata. Matteo, è una corsa solamente tra voi e la Savignanese o secondo te anche i Castrocaro e Granamica possono rientrare nel gioco o lo stesso Alfonsine? Alfonsine, no, sicuramente fino all'Alfonsine sono tutti in gioco perché sono squadre forti in primis e poi comunque lo dice la classifica, mancano ancora tante partite, 4-5 punti non sono tanti, ci sono gli scontri diretti, ci sono le squadre dietro che devono far punti, quindi ogni domenica è complicato, non c'è la partita in cui vai tranquillo, quindi sì, sicuramente fino almeno all'Alfonsine siamo sicuramente tutti con possibilità. 6 punti, ci sono 5 squadre, ma soprattutto mercoledì c'è un turno infrasettimanale veramente interessante dove le prime 4 della classifica si scontrano, quindi veramente questa corsa al primato è più che aperta ed è forse il campionato dove è più bello ancora da vivere. Emozionante, ti correggo, c'è anche la prima categoria Romagna, dopo affronteremo con il mister. No, però questo sono 6 punti, 5 squadre, permettimi che veramente è una corsa al vertice ampia. Allora dato che ti piace tanto l'eccellenza, ti faccio vedere il primo servizio della serata che riguarda il nostro Matteo, il match tra Progresso e Classe. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. 1 più 1 fa 2. È vero che la matematica non è un'opinione, è vero che ora le lunghezze di distanza del Classe nei confronti della capolista sono solo 2, ma il Classe coglie nella domenica della matematica 3 punti fondamentali contro il Progresso, approfittando del pari imposto dal Cervia alla capolista Savignanese. Prima del calcio d'inizio, il ricordo del compianto ex capitano della Fiorentina Davide Astori. L'inizio è dei padroni di casa, lancia a cercare Noschese che è lesto a girarsi in area di rigore, ma Albertazzi superlativo nella risposta. L'offensiva biancorossa prosegue, dall'Agata domestica il pallone e cerca l'Eurogol
della domenica, mira da dimenticare. Noschese invece è letale sulla fascia destra attraverso dal centro per l'incornata di Trovato che trova sulla propria strada Albertazzi. Siamo sempre sull'auto di destra, Noschese riceve palla, traiettoria sporcata, qual tanto che basta di Giulio, con Albertazzi chiamato alla facile presa, ma il portierone rossoblu si supera qualche minuto più tardi. Punizione, manco a dirlo del solito Noschese, a cercare l'inserimento di testa di Caidi che colpisce il pallone, ma tra il dire e fare c'è di mezzo Albertazzi a negare gloria personale all'avversario. Il gol sembra fatto quando questa volta sull'asse di sinistra Trovato viene lanciato a rete e l'uscita di Albertazzi è provvidenziale nel disturbare il centrocampista in maglia numero 8. Ma il preludio al gol, minuto 42, rimessa laterale, Caidi spizzica il pallone di testa per la corrente Noschese che dall'alto di sinistra trova il pertugio giusto che buca la porta ospite. Classe 1, progresso 0. Nella ripresa è attesa la risposta alla formazione di Vecchiati, punizione di Lodi a cercare Rossi, un rimpallo mette la sfera a metà strada tra Barone e Tedeschi, ma tra i due contendenti e il terzo a godere, alias il portiere Bovo. Classe che risponde da rimessa laterale che attraversa la porta, ma Succi e Monaco mancano l'appuntamento con i gol. Altra rimessa laterale per i padroni di casa, Succi cerca nuovamente la deviazione vincente, ma il direttore di gara ravvede un fallo. Progresso che a questo punto tenta di tutto per tutto, da calcio piazzato nasce il colpo di testa di Majorano, Bovo ci mette i pugni respingendo corto, in qualche modo la retroguardia di casa allontana il pericolo. L'ingresso di Majorano porta maggior verve, proprio dalla sua conclusione i rossoblù vorrebbero un calcio di rigore per un fallo di mano, non è dello stesso parere il direttore di gara. Continuano le recrimini ospiti quando Barone appoggia per Tedeschi, stoppato da un difensore in area di rigore. Anche in questo caso l'arbitro sorvola e decreta il termine della gara. Classe che vuole in paradiso, progresso al confine delle sabbie mobili di classifica. Allora, volevo capire con Matteo, è stata una partita molto discussa per alcuni episodi, progresso oggi proprio sulla nostra pagina Facebook me ne ha fatti notare altre due, però io onestamente analizzando, come ho detto allora, analizzando la partita credo che il Classe abbia fatto qualcosa in più per portare a casa l'intera posta in paio e penso che alla fine sia stata anche meritata la nostra vittoria. Sulla vittoria meritata penso che neanche progresso abbia dubbi, nel senso che insomma, le occasioni che ci sono state da parte loro è stata qualche mischia, una parata di Bovo ma niente di più, insomma a livello della partita è stata condotta da noi tutto il primo tempo e gran parte del secondo, quindi sulla vittoria meritata niente da dire. E per il resto purtroppo gli episodi capitano, adesso io sinceramente a parte l'ultima occasione che può essere dubbio, tante volte a noi non li danno, tante volte non li danno, cioè il calcio, dopo gli episodi uno si può sempre attaccare agli episodi, su quello non c'è dubbio, però che la vittoria non sia meritata. Come diceva anche il nostro Giacomo, l'arbitro in tutte le occasioni mi sembrava ben appostato anche per poter subito intervenire. L'ultima azione mi sembra che era proprio là a 1 metro, dopo le immagini non sono chiare però. Sì, comunque poi è stato un arbitraggio anche, come si può dire, non è stato un arbitraggio che fischiava ogni contrasto, è stato un arbitraggio che comunque lasciava andare, sì, oddio, io tutti questi episodi non li ho visti, ero lì, non li ho visti sinceramente. No, ho riguardato bene anche la sintesi che avevo fatto questa mattina, mi è sembrato di aver visto un po' la partita come la stai raccontando tu. Sì. Allora, io faccio una piccola pausa perché leggo un po' di messaggi, volevo fare i complimenti al DS Cristian Bonarrigo per lo splendido lavoro svolto fino ad ora e da qui in avanti un saluto dal suo amico ex bomber Ravennate, quindi se vuoi salutare. Grazie, ti ringrazio. Mi fa piacere ricevere i complimenti, quello che ci si mette d'altronde quando si fa questo lavoro, lo chiamo lavoro perché comunque porta via tanto tempo, Matteo lo sa, e è un po' una caratteristica che unisce un po' noi direttori sportivi, ci vuole tanta passione dietro e con la passione si riescono a ottenere tante piccole soddisfazioni e alla fine si vive di quello, quindi grazie per il lavoro. Prego Giacomo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io volevo mettere in risalto il pareggio, l'ennesimo risultato positivo della Marignanese, che continua a stupire, è fuori dalla zona play-out, ma ieri ha disputato una partita in rimonta non semplice, perché il Sampa Imola era andato sopra di 2 gol in casa e avevo visto una Marignanese veramente in difficoltà, invece nel secondo tempo è riuscita a ribaltare tutto, riuscendo a pareggiare, addirittura ha avuto anche l'occasione per vincere, quindi complimenti alla Marignanese, visto anche la classifica. Ebbene, adesso andiamo a vedere il secondo servizio per quanto riguarda la categoria di eccellenza, la partita inerente a Russi contro San Pietro. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto.
Una vittoria che vale doppio per i russi vista la posizione in classifica e l'avversario, considerando anche l'Esplora del Faenza, altra diretta concorrente per la salvezza, in casa del Massa Lombarda. I falchetti sono attesi da un'importante prestazione per cercare di mantenere viva la speranza salvezza, mentre San Pietro inizia una delle ultime battaglie prima di dover salutare la categoria. Le speranze salvezze sono ridotte all'osso. Dopo il giusto tributo a Davide Astori si parte con Bertoni che appoggia direzione di Felli, velo di quest'ultimo per la botta centrale di Gaiani. Casadio blocca senza problemi. Al primo veraffondo i russi passa, lancio filtrante dalla propria metà campo a cercare in direzione opposta allo scatto di Patrick Fabri che brucia l'avversario presentandosi davanti a Bissi. Diagonale chirurgico per 1-0 che diverrà alla fine dei conti gol partita per i padroni di casa. I russi sfiora il raddoppio senza volerlo, dalla bandierina appoggio corto per Magari, pallon bella che coglie preparato anche Bissi e per poco non ci scappa la beffa. Sul versante opposto Faglia domestica un pallone in area di rigore dove si incunia cercando il contatto. Per il direttore di gara trattasi di simulazione e dunque cartellino giallo per il numero 10 che in chiusura di tempo sarà ancora protagonista con questa conclusione che lambisce il palo. Ad inizio ripresa San Pietro pericoloso dalla bandierina con questo colpo di testa di Bertoni fuori misura. Russi che risponde con un'incursione di Fabri, tiro dalla distanza, pallone sul fondo. Falchetti che cercano il gol sicurezza, va da calcio piazzato, Ricci scalda i guantoni a Bissi. Finale di marca ospite. Dalla bandierina arriva la conclusione di Baldinotti, pallone che viene murato assumendo una strana traiettoria che coglie impreparati gli attaccanti in maglia verde, ma non Casadio che evita il possibile colpo del pareggio. Dove però non arriva Casadio, arriva la retroguardia di casa a dire di no quando Felli ruba palla, appoggia per la battuta di Montanari Gatti, ma sulla traiettoria spiccano le maglie arancioni. Prima del triplice fischio finale arrivano due calci piazzati da parte del San Pietro di Vincoli che non inquadrano il bersaglio. Il Russi protegge la vittoria e mette in cassina 3 punti fondamentali per la rincorsa salvezza. Altro messaggio, un super augurio da un amico che ha avuto la fortuna di lavorare con te, il tuo ex mister ti saluta, forza Christian, quindi un saluto anche da parte del tuo ex mister. Grazie mister. Tra poco ti chiederò qualcosa di più per quanto riguarda il Reno quando appunto ci sposteremo nella categoria promozione perché ho qualche curiosità. Prima vado su Matteo, lo scorso anno ho avuto l'occasione con i Rimini di seguirvi, avete giocato la partita con i Rimini 0-0 allo Stadio Benelli di Ravenna, la mia curiosità è questa, tocchiamo ferro questa sera, se il Classe dovesse vincere questo torneo, dove si giocherebbe la Serie D, nell'eventualità sempre a Ravenna al Benelli? Non lo so, non lo so, anche perché noi al momento siamo molto concentrati sul presente, il futuro sinceramente non lo so, si vedrà, non lo so, noi comunque abbiamo anche il sintetico che è omologato fino a Serie D e probabilmente dovranno essere fatti dei cambiamenti, però sinceramente adesso noi non ci state pensando? Non ci stiamo pensando, ti ripeto, stiamo vivendo il presente con gioia perché comunque è bello andare al campo, è bello stare con i ragazzi, ci stiamo divertendo. Poi dopo il futuro, chi lo sa, vedremo. Mister, lei rappresenta il Verrucchio è stato in Serie D, magari un consiglio lo può dare agli amici di Classe, piccoli paesi che possono comunque arrivare lontano nel calcio che conta, no? Sì dai, ma poi Classe è sempre stata, io ho fatto l'eccellenza, ogni volta che andavo lì da loro era una battaglia. Sono realtà, sono cresciuti sempre con i giovani, no? Sì. E quindi mi è sempre piaciuto, dai, campi ostici, quello di Classe è un campaccio proprio ostico. Te lo dico non tutti però gli è piaciuto venire. Sempre stato, si faceva sempre fatica a fare il risultato lì. Sì, quindi è bello che una realtà come il Classe possa venire sognare. Poi a livello organizzativo troveranno sicuramente le soluzioni perché l'entusiasmo è così forte. Appunto, avete trovato con i Rimini lo scorso anno una soluzione che mi pare. Sì, no, l'anno scorso è stata una giornata molto molto bella quella con i Rimini. Ci fa piacere. Adesso con il contributo di Stefano Papini andiamo a vedere il prossimo turno, Stefano, così analizziamo nel dettaglio le sfide che vedranno da vicino anche impegnate le formazioni che noi seguiamo con le nostre telecamere. Adesso eccola qui, Corticella Argentana, Classe Castrocaro, questa è una bellissima partita, il 14 marzo, giusto Matteo? Sì, si giocherà mercoledì sera. Fioriccione Faenza, Real San Lazzaro, Granamica, Cervia Progresso, questo è uno scontro diretto per quanto riguarda la salvezza, Massa Lombarda Russi, Marignanese San Pietro in Vincoli, Diegaro San Pimola, Alfonsine Savignanese. Niente Matteo, la domanda è banale, Classe Castrocaro ovviamente rappresenta il big match di questa giornata, che sfida ti attende?
Ma ci attende una sfida sicuramente difficile, tosta, perché il Castrocaro è una squadra molto forte che è partita male e poi si è ricompattata, e questo è un valore aggiunto secondo me, perché comunque nelle difficoltà, se ne interpreti bene, qualcosa di buono esce sempre, e quindi ci aspetta una partita, la nostra solita partita, come diceva giustamente il mister, una battaglia, una sana battaglia, e insomma noi ovviamente a casa nostra cercheremo di portare a casa il risultato, ma non sarà facile. Guarda, prima abbiamo parlato di campo e di stadio, qualcuno, Andrea da Gazzoldo, ci scrive una domanda per Guardigli: ma lei pensa che se fosse ancora in campo questo classe potrebbe avere qualche punto in più? No, più di così è difficile in realtà. Ma io penso che sia una bella favola, una bella realtà. L'anno scorso ho avuto modo di conoscervi, so che il mister è una persona molto posata, anche per fargli fare qualche sorriso in più ce ne vuole. Però molto preparato, sì, lui è bravo. Va bene, adesso ci spostiamo dall'eccellenza in promozione girone D con te Stefano, andiamo a vedere risultati e classifiche. Sampierana Bellari Giamarina 5-1 e Giamarina Giovane Cattolica 0-1, tra poco vedremo il video di questo match. Football Cava del Duca Ribelle 1-2, Pietracuta Torconca 1-2, altro video che vedremo tra poco. Stella San Giovanni Savio Calcio 2-0, Savanna Calcio Cotignola 1-5, Gatteo Reno 0-1, Gambettola Tropical Coriano 1-0, Reda Ronco Edelweiss Forlì 0-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Al primo posto troviamo come sempre il Giovane Cattolica quota 55, segue al secondo posto il Cotignola 47, ma deve recuperare la sfida se non sbaglio col Pietracuta. Giacomo, ti vedo preparato, sì. Torconca che appaia in questo momento il Calcio Cotignola quota 47, poi via via del Duca Ribelle 46, Ronco Edelweiss 44, Pietracuta 42, Tropical Coriano 40, Reda 39, Gambettola e Reno 38, Stella San Giovanni 33, Football Cava 31, Giamarina 30, Sampierana 27, Savanna 25, Savio Calcio 16, Gatteo 15, Bellari Giamarina 3 punti. Cristian, l'obiettivo della vostra società quest'anno qual è? Ma l'obiettivo sicuramente, tornando nel giro di 3 anni in promozione, quindi avendo vinto l'anno scorso la prima categoria nel girone ferrarese e siamo ritornati quest'anno in promozione, era ovviamente di salvarsi. Costruendo questo gruppo e lavorando insieme a loro, soprattutto anche con la spinta dell'allenatore, qualche ambizione comunque di fare un qualcosa in più c'è sempre stata tra di noi, tanto è vero che abbiamo girato il girone di andata comunque in quarta posizione, e poi ovvio che qualche problematica, un po' di inesperienza, tanti giovani catapultati dalla seconda categoria alla promozione, qualche passo falso l'abbiamo fatto anche noi, ma siamo sempre ci può stare, l'avevamo messo in conto, però adesso è un periodo che sta andando bene, c'è tanto entusiasmo dentro gli spogliatoi, c'è un entusiasmo nelle dirigenze. Questa settimana abbiamo proprio lavorato anche dal punto di vista degli stimoli, non solo nella parte tecnica, ma anche proprio negli stimoli dei ragazzi. E quindi raggiungere una salvezza il prima possibile, e penso che non manchi molto, ma poi tutto sommato perché no, noi vogliamo provare anche a fare un qualcosa in più, perché comunque questi ragazzi se lo meritano. Beh, siete decimi in classifica, avete ancora tanto da dire. Pietracuta, per dirti che non è promossa, è a quota 42 al sesto posto. Tra l'altro una partita ieri con tante recrimini per quanto riguarda i rossoblù, tra poco andremo a vedere il tutto. Adesso iniziamo con ordine, andiamo a vedere già con la partita che tu hai ripreso, ovvero Igea Cattolica. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Vittoria importantissima quella dei Cattolica, ottenuta sull'ostico campo dell'Igia Marina. Partita equilibrata nella prima frazione di gioco, con gli ospiti che hanno premuto sull'acceleratore in maniera più decisa nei secondi 45 minuti, trovando il gol partita a cura di Di Filippo. Prima del calcio d'inizio, un minuto di raccoglimento per il compianto Davide Astori. I padroni di casa fanno subito la voce grossa, chiamando al settimo l'attento Andreani alla presa a terra. Igea, che vuole fare bella figura contro la capolista e davanti al proprio pubblico. Pirini da distanza proibitiva cerca Jolly. Andreani controlla la traiettoria
spegnersi sul fondo. Il Cattolica si rende pericoloso con una discesa di mani respinto dall'estremo di casa Rossi. Mina Capilli invece sul versante opposto tenta da solo personale, vince un contrasto in maniera fortunosa ma alza la mira. Il Cattolica nuovamente si spinge in avanti con Casola al centro, cross ribattuto sui piedi Pasini che spedisce al lato. Ancora Cattolica pericoloso, questa volta con un tiro cross di Casola bloccato da Rossi. Chiusura di tempo con questo tentativo di Pasini respinto in corner ancora da Rossi. Nella ripresa dalla bandierina arriva la conclusione di Brighi che da dentro l'area mette incredibilmente alto. Da punizione gli ospiti insistono, Casola chiama Rossi alla deviazione in corner ma il gol è nell'area. Ma prima c'è questa sponda di Di Filippo per Pasini, pallone fuori misura. Ligea commette l'errore a questo punto di scoprirsi, di concedere il campo ed ecco che Delia si imbola servendo all'occorrente Di Filippo un cioccolatino che è solo da scartare. 1-0 per il Cattolica e felicità immensa per l'attaccante in maglia numero 9 che non si risparmia in fatto di festeggiamenti con la relativa tifoseria. Ligea ha una timida reazione a questo punto con suo traversone di abbondanza direttamente in bocca al portiere. In chiusura di partita il Cattolica sfiora la marcatura con l'asse Ceramicoli di Filippo ma Rossi evita un passivo che sarebbe stato onestamente troppo pesante. Siete rimasti un po' tutti meravigliati, no? Sentivamo nel servizio di questo gran tifo che è il Cattolica. Sono spettacolari, quello bisogna fargli veramente i complimenti perché è un tifo caldo, simpatico, non mollano mai, hanno cantato dal primo minuto all'ultimo, bevono tanto, però devo fargli solo i complimenti perché hanno avuto anche un senso civico veramente importante, non sono mai andati fuori dalle righe. Mi sto commuovendo, tu che dici senso civico questa sera, guarda. Va bene, adesso tra poco arrivo a leggere anche gli altri messaggi, ti faccio vedere un'altra partita di questo girone molto contestata da parte dei padroni di casa, Pietracuta, Torconca. Arriva. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Il Torconca esce vincitore dalla sfida d'alta classifica con il Pietracuta, sfruttando in particolare un primo tempo giocato con maggior determinazione e lucidità. Nella ripresa, al contrario, sono stati i rossoblù locali a scendere sul terreno di gioco con la volontà e la grinta giusta alla ricerca di un pareggio, che però non è arrivato anche a causa di qualche decisione arbitrale discutibile, oltre a un pizzico di fortuna che è venuto a mancare. Torconca che si conferma piacevole sorpresa di questo torneo e formazione molto cinica che esprime un ottimo gioco. La prima conclusione verso lo specchio della porta è ad opera di Fratti che scatta sul filo del fuorigioco e supera in velocità anche Melchiori, ma il suo destro a posizione defilata non indovina lo specchio della porta. In compressione tra Fabbri e Amadei favorisce l'inserimento dei picchi che calcia teso scheggiando la parte esterna del palo. Lo spauracchio Fedeli, ben controllato tra l'altro da Massini, ci può da fuori area con un destro potente che la Sanni respinge con i pugni. La pressione dei cattolichini porta a un corner dove svetta di testa Mendy, la traiettoria centra Giovannetti con la Sanni che si salva in qualche modo rifugiandosi nuovamente in calcio d'angolo. Lo stesso Mendy scappa lungo l'auto sinistra e corsa al centro una palla che dopo un paio di deviazioni filtra sul secondo palo dove Casoli a gioco facile a spedirla in rete. Torconca in vantaggio. Fabbri al 54esimo crossa dal fondo per Fratti che calcia a botta sicuro ma trova Mendy poco prima della linea di porta con Melchiori probabilmente fuori causa. Mendy dall'altra parte scodella questo pallone in area, carambola di deviazioni con un tuffo plastico finale di Lasagni ad evitare il peggio. Al 64esimo alle proteste dei locali, già innervositi a decisioni precedenti nei confronti dell'arbitro, si fanno vigorose quando Fratti a tu per tu con Melchiori viene atterrato da dietro da un difensore ospite con Arienti che fa segno di proseguire. Sullo sviluppo successivo Mularoni ruba palla a un difensore in uscita e calcia verso lo specchio della porta. Melchiori respinge sui piedi Tani che a portiere battuto centra il palo. Nel momento di maggior pressione il Torconca raddoppia in contropiede. Cecchi dalla tre quarti calcia una palla filtrante nell'area avversaria dove Gambelli spaccata devia quel tanto che basta per mettere fuori causa l'estremo Lasagni. 2 minuti più tardi, il neoentrato Alilai vince un contrasto poco fuori l'area ospite e fulmina Melchiori con un rassoterra ravvicinato. La partita si riapre, lo svantaggio dimezzato galvanizza i locali, ma la velleità di rimonta vengono tarpate da Arienti che espelle Lasagni per un fallo giudicato da rosso. Il replay a cura di Elisa Drudi ci mostra meglio l'azione, agli spettatori l'ardua sentenza. Nei minuti di recupero, nonostante l'inferiorità numerica, il Pietracuta riesce a conquistare un paio di pericolose mischi in area avversaria che però non fruttano alte marcature. Il finale Pietracuta 1, Torconca 2. Nel complesso sicuramente il Torconca ha meritato di vincere, però ripeto, una gestione un po' strana della gara,
nel senso proprio nella totalità. Quello è stato l'episodio che ha culminato proprio la gestione. Poi gli arbitri sbagliano come noi, ci mancherebbe altro, però quando vieni aiutato, perché non utilizzare l'aiuto da parte del tuo collaboratore, non mica di uno della panchina nostra. Però onore e merito al Torconca, che ha fatto una bella partita e ha meritato di portare a casa i 3 punti. Noi dovremmo fare meglio in alcune situazioni, ma questo lo dovremo lavorare in queste settimane. Mi commentate un po' l'episodio che il Pietracuta non era d'accordo con il direttore di gara, l'uscita proprio del portiere Lasani, tu come l'hai vista? Era da espulsione o non era da espulsione? Per me era di espulsione, perché il portiere non cerca il pallone addirittura è passato dietro, è andato sull'uomo. È vero che ha tirato indietro la gamba, ha evitato un contatto ancora più violento, ma sicuramente è andato direttamente sull'uomo. Mister, era da espulsione quel fallo, come l'ha vista? Può essere un fallo, non è stato cattivo. Non è stato cattivo. Se vuoi fargli male lo becchi. Non è stato cattivo, poi è soggettiva. È soggettiva. L'arbitro può buttarlo fuori come può ammonirlo. L'ha buttato fuori, ha deciso così. Però non c'era una cattiveria. No, non... Su un campo come Pietracuta è strano. Sì. Voi avete giocato tanti derby lì, Se la mettono la cattiveria lì. Senti Giacomo, qualcosa in più me lo dici su Torconca, perché occorre fare i complimenti. Abbiamo parlato largo e lungo di questo girone, abbiamo fatto i complimenti al Cotignola, abbiamo fatto i complimenti anche all'Igea, alla Stella, che stanno facendo il loro onesto campionato, però qualcosa in più, soprattutto con l'abbandono di Simone Lilli, bisogna farlo a questi ragazzi. No, sicuramente è la rivelazione del girone di ritorno, perché il girone di andata forse la rivelazione era stata la Pietracuta, invece nel ritorno il Torconca, però visto che sta lì a lottare con la corazzata Cattolica, veramente complimenti, anche perché ricordiamo che contro il Cattolica ha lasciato solo un punto, gli ha lasciato alla squadra di Giorgi. Tra campionato e Coppa sì. E invece, prima di andare in pubblicità, per il DS Matteo Guardiglia, è vero che nel mercato di riparazione molte squadre vi hanno chiesto il vostro capitano Matteo Trovato, è un giocatore fondamentale per voi, Alberto Dalla Penna. Ma in realtà Trovato non ce l'ha chiesto nessuno. E questo è già un'importanza. Sì, no, un'indiscrezione sbagliata, devo dire. Trovato ce lo teniamo noi, è molto importante per noi. L'avete trovato voi e l'abbiamo trovato noi voi. E ce lo teniamo, è che lo teniamo nascosto, non lo facciamo vedere troppo. Ecco, questo qui è il prossimo turno, Gatteo, Bellari e Giamarina, sfide che si giocheranno il 14. Tra l'altro il Bellari aveva vinto l'unica gara all'andata, caro Giacomo, proprio con il Gatteo, alla guida c'era Massimo Zanini. Stella San Giovanni, Calcio Cotignola, Gambettola del Duca Ribelle, Football Cava, Giovane Cattolica, Pietracuta, Ronco e Del Weiss, altra sfida interessante, Reda Savarne, Giamarina, Savio Calcio, San Pierana, Torconca, Reno, Tropical Coriano. Ospitato una riminese, vedo, caro Cristian, altra partita difficile per voi. Ospitiamo il Coriano, che è una bella squadra, una squadra fisica, ben organizzata. All'andata finì 1-1, purtroppo prendemmo gol al 90°, però penso che anche la vittoria di ieri, come si sono espressi i ragazzi, io ero in tribuna, ho guardato la partita, mi sono divertito, quindi questa vittoria sicuramente darà morale per affrontare questo turno infrasettimanale tremendo. Comunque il Coriano ha ambizioni ben più alte delle nostre, ma sono convinto che il mister organizzerà bene questa partita e cercheremo di farci trovare preparati. Ebbene, allora tra poco rientreremo dopo la pubblicità per sentire mister Costa e affrontare il campionato di prima categoria Girone H a Romagna, e poi prima dei saluti ovviamente una piccola parentesi dedicata anche alla promozione marchigiana con il Gabicce Gradara. Ci fermiamo 3 minuti esatti dando la linea alla pubblicità. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria,
stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia pietrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusaroul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusaroul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusaroul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e a 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Come detto, adesso ci spostiamo in prima categoria girone H Romagna, andando a vedere quello che è successo sempre con l'uscita del nostro Stefano Papini nell'ultimo turno, risultati e classifiche. Eccolo qui: Miramare Granata 0-2, Morciano Colonnella 1-1, Real Miramare Alta Valconca, partita che non si è giocato per assenza del Real Miramare, 0-3 a tavolino, Sant'Ermete Riccione 2-2, Verrucchio Vice Nova Fetia 1-0, Vice Misano Atletico Poggio 2-1, Valle Savio Bacchia Cesenatico 2-1, Junior San Clemente Bagno di Romagna 2-2. Andiamo a vedere la classifica, una classifica che vede al comando sempre in Nova Fetia a quota 37 punti, segue il Morciano a quota 36, Atletico Poggio 36, Sant'Ermete 34, Real Miramare 32, 3 partite che non si presenta la formazione del Real Miramare a giocare contro le altre contendenti di questo campionato. La quarta sappiamo che dovrà abbandonare e salutare tutti: Alta Valconca a quota 31, Riccione e Vice Misano 30, Valle Savio 29, Verrucchio 27, Granata 24, Bacchia Cesenatico 23, Bagno di Romagna 17, Miramare 16, Colonnella 15, Junior San Clemente 12 punti. Mister Costa, è un campionato, qualcuno qui in studio ma anche fuori gli addetti ai lavori hanno sottolineato che l'assenza del Real Miramare falsa un po' questo girone. Lei come lo vede? Dobbiamo vedere cosa succede. Se Real Miramare non si presenta, ribalteranno sicuramente la classifica del campionato, anche perché io non so poi come agirà la federazione. Allora, la notizia che le do, mister, è che abbiamo chiamato proprio in federazione per capire quale sarà di conseguenza il comportamento. Dicono che nel girone di ritorno, nonostante chi abbia affrontato il Real Miramare abbia anche pareggiato o perso, verranno assegnate tutte le squadre 3 punti. Sembra che questa sarà la decisione finale. Se dovesse essere così? Stravolgi la classifica, anche perché ci sono delle partite da recuperare. Noi per esempio abbiamo da recuperare 2 partite mentre gli altri non giocano. Con la vittoria di ieri hai accorciato sulla prima in classifica, sei a 10 punti, sì. Hai 2 partite da recuperare. Un ribaltone del genere con i punti ancora da assegnarti sarebbe sconvolgere la partita. Ed è una cosa che sinceramente non mi è piaciuta, perché una cosa così ha falsato, diciamo, il campionato.
Infatti si diceva magari che potesse mancare una partita, che potessero poi ripristinare questi problemi, però non ce l'hanno proprio fatte, quindi già ieri terza assenza, la quarta sappiamo che verranno esclusi dal campionato. Una cosa così dà fastidio, perché falsa veramente al campionato. Ma la più forte, mister, che le volevo chiedere in base anche alla classifica di questa sera, Stefano, se ce la fai vedere un attimino nuovamente, la più forte secondo lei è Nova Filtra, Morciano e Poggioberni, o perché no? Sinceramente ti dico una cosa, ci sono state molte vicissitudini nel campionato in corso, e sicuramente quella che ha avuto più continuità è stata la Nova Feltria, che ha fatto forza di una difesa che ha preso 10 gol, e una difesa che prende 10 gol è una difesa che fa parte di una squadra che effettivamente ha una forza non indifferente. Poi però sono subentrate altre squadre, da alcune ti aspettavi un tipo di campionato diverso, ci mette il Riccione che è partito si parlava qui 3 mesi fa, 4 mesi fa, assieme a noi, assieme a qualche altra squadra, con i favori del pronostico per quello che avevano improntato come squadra e noi per quello che avevamo fatto l'anno prima come campionato. Però i campionati e le partite si devono giocare. Ti può succedere di tutto, come è successo a noi, abbiamo avuto vicissitudini in corso abbastanza toste, perché abbiamo perso dei giocatori dietro, qualche squadra di eccellenza ce l'è venuto a soffiare, a tirare via, giocatori importanti. Abbiamo avuto giocatori importanti che hanno subito degli infortuni non indifferenti e li stiamo recuperando adesso, e forse nel momento clou, perché questi sono i mesi importanti dove si decidono i campionati. Se arrivi con una rosa che ha pochi infortuni, che ha molte motivazioni e che vuole raspare, allora forse ti puoi reputare fortunato. E ci divertiremo, perché siamo curiosi anche di vedere la sua squadra finalmente al completo, perché è stato penalizzato, come sta ricordando lei, mister. Leggi i segnali dalle partite di ieri, poi bisogna acquisire continuità nei risultati, e comunque i segnali, le partite di ieri ti servono a captare questi segnali qui, perché tu affronti la prima in classifica che ha 13 punti in più di te, l'affronti con quel piglio, con quella personalità, cerchi di scardinarli, alla fine ci sei riuscito, poi magari soffri perché alla fine abbiamo sofferto un po' e la porti a casa. Allora, mister, andiamo a vedere proprio l'impresa che avete compiuto ieri, il servizio inerente a Verrucchio e Nova Feltria. Andiamo a vedere. Abbiamo vinto una partita. È un'impresa, è una bella impresa. Andiamo a vedere il servizio. Il Verrucchio riscatta la sconfitta ricevuta all'andata, imponendosi sempre di misura contro un Nova Feltria che conosce il terzo capo di stagione. La squadra di Achille Fabbri, orfana di Farabegoli al centrocampo, non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Maggioli, che passerà un pomeriggio inoperoso, come del resto il collega Semprini, che ha la sfortuna però di dover raccogliere in una partita bara di emozioni il pallone che vale 3 punti per i padroni di casa, forse più cattivi, più motivati, c'è la voglia di fare il risultato rispetto alla capolista che consolida il primato grazie anche ai risultati arrivati dagli altri campi. Prima del fischio d'inizio, minuto di raccoglimento per ricordare il compianto difensore ex Milan, Fiorentina, Cagliari e Roma, Davide Astori. L'inizio è di marca locale. Zaghini, da una rimessa laterale, innesca l'azione offensiva del Verrucchio, che vede protagonista primo Astrologo, la cui conclusione viene ribattuta, e successivamente Semprini, che in mezza rovesciata mette al lato. Al turno 18esimo, un errore in fase di impostazione di Rinaldi scaturisce la solennità del Verrucchio. Bruma intercetta la sfera, lancia in profondità Samocca, che in fatto di mira pecca di precisione. La capolista prova a svegliarsi, attorno alla mezz'ora si spinge in avanti con Cupi, il terzino sbatte contro la muraglia rosanero ed è costretto a ripiegamento. Appoggia la sfera per Gori, che vince un contrasto, poi nel secondo tentativo pennella una traiettoria per Maggioli, che non corre pericoli. L'ultima emozione del primo tempo arriva da questo calcio piazzato neutralizzato dalla barriera del Nova Feltria. Nel secondo tempo, prima della ripresa dei giochi, il direttore di gara espelle dalla panchina il centrocampista del Nova Feltria Federico Baldinini per comportamento irregolare all'interno del rettangolo di gioco. Una curiosità: Baldinini riceve dallo stesso arbitro di stagione, trattasi del signor Reginai, la seconda espulsione dopo quella rimediata a dicembre a Riccione. La ripresa non regala particolare entusiasmo, se non un lampo al Verrucchio, che coglie i 3 punti quando Rocchetti lancia sulla destra Zenghini, traversone al centro, liscio dalla difesa ospite, e Bruma da 2 passi colpisce il Nova Feltria con Semprini che nulla può, e l'attaccante si ripete così dopo il gol inflitto ai gialloblu lo scorso anno quando indossava la casacca del Sant'Ermete. La squadra di Fabbri sale in fatto di orgoglio, prova a rispondere in un'azione confusa che porta all'uscita di Maggiore
Maggioli non perfetta, il quale scaturisce un tentativo di Baldini in sottoporta stoppato dal muro di casa. Timide proteste gialloblu che volevano un fallo di mano, ma l'arbitro indica il proseguo del gioco. Al 36esimo l'ultima emozione con questo colpo di testa di Stefanelli che termina al lato. Il Verrucchio si impone di misura in un derby giocato di fronte a una cinquantina di persone sul neutro in sintetico di Savignano, nel campo adiacente allo stadio, data l'indisponibilità del terreno di gioco di Verrucchio. Nova Feltria atteso da un tour de force importante che vedrà la capolista impegnata con Valle Savio, San Clemente e Misano. 3 partite in 7 giorni dopo la sosta, altro big match con i Poggioberni. Allora, mister, è stata una bella partita, l'abbiamo visto, Verrucchio più voglioso, come diceva lei, anche di ottenere i 3 punti, di portare a casa l'intera posta in pace. Ce l'avete fatta? Sì, li abbiamo affrontati bene, avevamo anche guardato le ultime partite che avevano giocato loro e le avevamo visti un po' sottotono. Hanno beccato dei gol strani, perché col Morciano in casa vinci 1-0, sei in vantaggio di 2 uomini, loro in 9, becchi gol al 95esimo e l'abbiamo studiata bene, abbiamo detto proviamo a giocarcela dall'inizio, poi aspettiamoli un attimo nel secondo tempo. Loro nel secondo tempo, nelle ultime 3 gare, sono riusciti sempre a farsi infilare, abbiamo aspettati un po', quando si sono scoperti, siamo riusciti a fare gol e poi siamo stati bravi a difendere il risultato. Con questo voglio dire che loro sono una squadra quadrata, Achille è un allenatore che sa tenere bene il gruppo. È una squadra tosta da affrontare. Ma io ti voglio mettere in difficoltà. Il Santermete, come del resto anche la tua squadra, non potrebbe risalire la china. Ma il Santermete è un'ottima squadra. È una di quelle squadre che potrebbe, ma ce ne sono tante altre. Il Morciano non molla, per esempio. Poggioberni ti ha sorpreso? Il Poggioberni mi ha sorpreso, però se vai a guardare le ultime 3-4 gare, sì, un gap nella continuità dei risultati. Poggioberni non perdeva 2 partite o 3 partite di fila da parecchio. Sì, mi trovi d'accordo. Per quello parlo, arrivare nei mesi topici, nel mese topico che è questo qui, arrivarci in una condizione mentale e fisica buona, secondo me è importantissimo. Anche perché noi dobbiamo affrontare adesso, abbiamo affrontato il Nova Feltria, poi dobbiamo affrontare il Poggioberni, poi affronteremo il Riccione. Avete anche voi. Abbiamo gli scontri diretti che sono abbastanza... E lì lì, come dici tu, te la giochi con la squadra al completo. Devi pesare quella che può essere la tua valenza contro gli altri. Allora, mister, andiamo a vedere con l'aiuto del nostro Stefano Papini il prossimo turno. Si giocherà domenica 18 marzo, Bagno di Romagna, Athletic Poggio, Junior San Clemente Miramare, Granata Morciano, Colonnella Real Miramare, Alta Valconca Santermete, Vice Nova Feltria, Valle Savio, Riccione, Verrucchio, lo dicevi proprio prima, quindi andrete a Riccione, Pacchia Cesenatica, Vice Misano. Sfida delicata, mister. Sfida delicata, sì. Noi li abbiamo affrontati in campionato. Abbiamo vinto in casa, li abbiamo affrontati in Coppa, li abbiamo battuti da loro, però il Riccione è una squadra molto forte. Poi a dicembre hanno fatto dei cambi perché molti giocatori importanti sono andati via, però il Riccione è una squadra ostica. Poi loro questa settimana riposano. Noi mercoledì abbiamo il recupero a Bagno di Romagna con la Bagnese, che è sempre un campaccio. È molto dura lì. Quindi sicuramente se giochiamo nel loro campo non giocheremo sul sintetico, se giochiamo sul campo di Bagno sarà anche ancora in condizioni, quindi noi giochiamo mercoledì, domenica e poi mercoledì andiamo a affrontare loro hanno riposato un po' di più, ma questo non vuole essere un attenuante, però è una partita importante. E lì potrebbe cambiare anche la pagina di questa stagione del Verrucchio, chissà. È una di quelle partite che ha doppia valenza. Va bene, mister. Adesso andiamo a vedere il campionato di promozione marchigiana, così chiudiamo la trasmissione andando a leggere i risultati, andando a vedere poi anche il servizio della nostra Veronica Lisotti. Gabice Gradara Camerino 0-2, Passatempese Senigallia 2-2, Cantiano Calcio Filotranese 0-0, Olimpia Marzocca Laurentina 0-1, Valfoglia Moie Vallesina 2-0, Nuova Real Metauro Mondolfo 2-4, Villa Musone Osimana 0-1, Sassoferrato Porto Recanati 1-2. Classifica dopo l'ultimo turno, al comando troviamo il Sassoferrato a
quota 40, segue Porto Recanati 38, Filotranese 37, Camerino 35, Mondolfo 34, Valfoglia, Senigallia 33, Olimpia Marzocca 32, Osimana 30, Laurentina 28, qui entriamo nella zona rossa di classifica, Gabice Gradara purtroppo 25 punti, Passatempese 24, Cantiano 22 insieme a Villa Musone, Moia Valesina 16, Nuova Real Metauro 10 punti. Ebbene, l'abbiamo annunciato qualche minuto fa, andiamo a vedere il servizio curato dalla nostra Veronica Lisotti inerente al match tra Gabice Gradara e Camerino. Riparte il campionato di promozione marchigiana e Gabice Gradara torna in campo al Magi. Prima tappa per il neotecnico Pier Giuseppe Terenzi e primo KO per lui. Crisi ormai conclamata, quella che attanaglia il club rossoblu a secco di vittoria dal lontano 3 dicembre. Osservato il minuto di silenzio, gara in avvio equilibrata e poco brillante. In apertura si registra la correzione di testa di Bevilacqua che termina a lato. Rispondono i locali al settimo con Rossi che mette la sfera sul primo palo dove viene anticipato Marchetti. Sul prosieguo dell'azione è Sabatini ad incornare alto in caduta. Ancora il Gabice Gradara al 24esimo, Santucci lungo lancio a trovare la testa di Rossi, centrale. Al 42esimo giunge però il vantaggio del Camerino. Da calcio piazzato è Santoni a disegnare una precisa traiettoria che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Si riparte dalla seconda frazione più vivace della precedente. Al quinto staffilate di Iori che dà l'illusione del gol. Risponde al settimo Santucci che chiama in calci. Minuto 9 Santoni a sinistra per Borioni che impatta debolmente. Sul fronte rossoblu al 20esimo è Pratelli a trovare pronto l'uno ospite. Un minuto più tardi diagonale velenoso di Santoni, out. Ma al 26esimo il Camerino non sbaglia con Salvetti che si getta sulla sfera anticipando la difesa locale, ne scaturisce un lobo che chiude la contesa. Sul tramonto di match i rossoblu cercano il gol della bandiera e prima Sabatini a colpire di testa in controtempo si tuffa Domenicucci. Al 44esimo la serpentina di Grandicelli non trova gloria. A -1 dai play-out le parole del neotecnico Pier Giuseppe Terenzi. È stata a mio avviso una gara molto combattuta, molto fisica, giocata su un campo pesante. Siamo riusciti diciamo, a entrare bene in partita e secondo me fino all'episodio della punizione che poi ha sbloccato il risultato a loro favore non abbiamo demeritato. Gli episodi fanno la differenza e questa volta sono andati a favore dei nostri avversari. Bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna guardare la classifica perché si fa pericolosa e bisogna cercare di ottenere questa salvezza ad ogni costo e bisogna lavorare duramente durante la settimana per ottenere poi qualcosa in più la domenica, essere sicuramente anche più cattivi, commettere meno ingenuità, fare meno regali perché regaliamo un po' troppo e dopo alla fine ci troviamo con un pugno di mosche in mano. Pier Giuseppe Terenzi, ex Bellari Sant'Arcangelo, avevamo annunciato nell'ultima puntata di Calcio di Rigore per l'appunto il nuovo allenatore del Gabice Gradara Calcio, un Gabice Gradara Calcio, come ricordava la nostra Veronica Lisotti, adesso rischia davvero di passare nell'arco di 2 mesi dalla zona playoff alla zona playout. Andiamo a vedere il prossimo turno, si giocherà domenica 18 marzo, quello che avete visto in questa giornata era in realtà il turno di 2 settimane fa, nelle Marche si è ripreso da dove si era lasciata l'ultima domenica agonistica. Andiamo a vedere il prossimo turno, Villa Musone Cantiano Calcio, Osimana Gabice Gradara, Filotranese Nuova Real Metauro, Moia Vallesino Olimpia Marzocca, Laurentina Passatempese, Mondolfo Porto Recanati, Camerino Sassoferrato, Senigallia Valfoglia. Sicuramente una trasferta molto difficile per i Gabice Gradara in cerca di punti salvezza. Siamo addirittura d'arrivo, rimanete con noi, tutto su Rimini Calcio, ospite di questa sera Andrea Brighi. Vado a salutare i nostri ospiti, iniziamo dall'opinionista Giacomo Appini. Ciao, buonasera a tutti. Saluto e ringrazio Matteo Guardigli, dirigente del Classe. Grazie a voi, buonasera. Saluto e ringrazio Cristian Bonarico di DS della Polisportiva Reno Sant'Alberto. Grazie a tutti, un saluto a tutti i miei ragazzi. E ringrazio infine il tecnico del Verrucchio, Giovanni Costa. Grazie, buonasera. Daniele Emanuelli è tutto, noi ci vediamo tra poco con Sport Up. Grazie ancora.